Non sappiamo ancora cosa sia successo, è una tragedia, ma ora dobbiamo farci forza. Queste le poche parole che ci dice a telecamere e microfoni spenti la compagna di Mirko Merotto, una mano poggiata sul ventre, quasi a voler proteggere da questo dolore così forte il suo bimbo, che verrà alla luce tra pochi mesi, senza poter mai conoscere il suo papà. In casa ci sono gli altri due figli piccoli della coppia e anche per loro che la famiglia di Mirko dovrà farsi forza. Adesso rimane la disperazione per quanto accaduto ieri sera nell'azienda agricola di famiglia a Col San Martino. Da una prima ricostruzione delle forze dell'ordine che stanno conducendo le indagini, sembra che Mirko, poco prima delle 19, stesse eseguendo dei trattamenti tra i vigneti quando la cisterna portatile avrebbe manifestato dei problemi. A quel punto il 45enne viticoltore probabilmente potrebbe aver cercato di ripararla entrando nella botola. Cosa sia poi successo lo chiariranno le indagini, ma a quel punto Mirko non sarebbe più riuscito ad uscirne, rimanendo asfissiato per la mancanza d'aria. A trovarlo il padre, titolare dell'azienda agricola, immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM, ma purtroppo il cuore di Mirko aveva già smesso di battere. Nell'azienda agricola sono giunti anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal, a loro il compito di ricostruire l'accaduto. La notizia della tragica morte di Mirko ha fatto subito il giro di Fara di Soligo e della frazione di Col San Martino, dove la famiglia Merotto è molto conosciuta. Una tragedia che ha lasciato veramente tutti quanti basiti, perché non ci si aspetta mai una cosa del genere, e una famiglia fra l'altro conosciuta perché l'azienda è un'azienda storica, fondata ancora dal padre Siro, e quindi veramente non ci sono parole per definire quello che purtroppo è successo ieri sera. Il sindaco Perencina ieri sera, appena appresa la notizia, si è recato sul luogo della tragedia. Ha trascorso 2 ore con i familiari chiusi nel loro straziante dolore. Io ieri sera, subito quando ho saputo, mi sono precipitato lì e daremo tutta la disponibilità e tutto quello che serve, insomma, per non lasciarli soli e per dare il supporto che serve alla madre e alla famiglia.